Una passeggiata per fare del bene al proprio corpo e soprattutto per fare beneficenza, raccogliendo fondi per la Lilt di Padova. L'iniziativa Tutti in Rosa nella Bassa, patrocinata dalla Regione Veneto e dalla provincia di Padova da 13 comuni, è stata promossa dall'associazione sportiva dilettantistica Villani on the Road di Villa Estense. Un'iniziativa di movimento nella Bassa Padovana che vede la partecipazione delle associazioni, degli amministratori, dei cittadini. È questo modo per dimostrare che in questo territorio ci sono dei valori da diffondere attraverso lo sport, attraverso il movimento. Il plauso va a tutte le amministrazioni che hanno voluto insieme alle associazioni condividere un momento di comunità importante per la Bassa Padovana. Sono stati individuati percorsi differenti per lunghezza, 6, 10, 12 km, la partenza è prevista alle 9. Tutti i percorsi convergeranno poi a Villa Estense con punto di arrivo ai campi sportivi. Sport è salute, è vita ed è prevenzione e con questa iniziativa lo si dimostra attraverso la Bassa Padovana, un territorio che fa squadra e che si unisce in nome per la prevenzione al cancro. Questa possibilità di essere ormai fuori dal tunnel nel 50% dei casi circa e quindi non soltanto allungare la vita ma portare la vita alla stessa lunghezza di aspettativa che hanno coloro che non hanno avuto tumori, direi che è una cosa fondamentale e molto incoraggiante sicuramente, anche perché questa parola che una volta si faceva addirittura fatica a pronunciare, cancro, oggi viene capita come una situazione da combattere e vincere e non certo come una condanna definitiva. La giornata prevede anche un laboratorio creativo per i bambini al mattino e nel pomeriggio, un raduno di auto storiche.